Grande impegno dell'AIRC per i giorni della ricerca. Sono una serie di iniziative che partono dal coinvolgimento delle scuole fino ad un convegno importante e poi culminano in quella che è la vendita dei cioccolatini della ricerca. Intanto partiamo dalle scuole, professoressa Finalongi. Sì, siamo stati proprio questa mattina al liceo scientifico Martin Luther King di Favara per parlare proprio di prevenzione. Importante in questi giorni è proprio questo l'obiettivo di AIRC, incontrare giovani ed adulti per sensibilizzarsi e per sensibilizzarli e fare capire che la salute è un bene prezioso che va naturalmente tutelata attraverso corretti stili di vita e soprattutto la prevenzione e naturalmente tutto quello che riguarda la buona salute. Qual è stata la risposta dei giovani? I giovani sono stati molto interessati anche per la presenza del ricercatore, il professore Sortino, ordinario dell'Università di Chimica Generale ed Inorganica presso l'Università di Catania e esperto internazionale di nanotecnologie, quindi questo mondo sconosciuto, questo mondo della ricerca a questi livelli veramente notevoli ha sicuramente interessato tutti i nostri giovani e anche grazie alla presenza della dottoressa Angela Matina, responsabile del servizio di screening dell'ASP 1 di Agrigento, che ha parlato proprio dell'importanza degli screening perché i giovani li ha invitati a farsi portavoce presso i genitori di questa educazione ascendente con una importante partecipazione agli screening che sono veramente quelli che per alcuni cancri per fortuna c'è la possibilità di una diagnosi veramente partecipando in maniera importante numericamente a una diagnosi precoce che salva le vite. Il prossimo appuntamento, l'ultimo più importante, il prossimo appuntamento domani saremo al liceo classico musicale Empedocle e al liceo scientifico Politi. Una cosa importante che volevo dire è ringraziare intanto Agrigento perché AIRC quest'anno ha fatto una raccolta fondi notevole, veramente importante. Ringraziare i dirigenti che nelle scuole, le associazioni collaborano tutti con donazioni importanti e questo naturalmente è il fine perché la ricerca ha bisogno di fondi. Professore Sortino, oggi in questo convegno organizzato dall'AIRC parlerà delle nuove frontiere della cura per la lotta contro il cancro, contro i vari tipi di tumore. Ecco, quali sono? Ci anticipi un poco come agiscono e che speranze danno? Ecco, diciamo, la chiacchierata di oggi, definiamola così, è focalizzata sul connubio tra nanotecnologia e luce. La nanotecnologia che è quella branca della scienza che si occupa di manipolare la materia su scala atomica, cioè mettendo assieme gli atomi per formare molecole, per formare oggetti delle dimensioni di miliardesimi di metro, che in qualche modo vengono controllati da stimoli di luce, ovvero di luce visibile, con cui siamo a contatto tutti i giorni, quindi non dannosa, e che eseguono delle operazioni comandate appunto dall'esterno come un telecomando. E quindi nel nostro caso parleremo di farmaci, di nanofarmaci dormienti che non hanno nessun effetto, quindi non hanno la necessità di andare a localizzarsi sui tumori, ma possono andare anche sulle cellule sane, non avendo nessun effetto e solamente nelle zone dove si indirizza l'irradiamento luminoso vengono attivati. Questo tipo di strategia ci permette di rilasciare la quantità di farmaco necessaria a far morire, diciamo, le cellule tumorali, lasciando in qualche modo intatte le cellule sane, con un beneficio in termini di terapia e una riduzione notevole degli effetti collaterali. E quindi sono delle terapie che sono accessibili da tutti i soggetti affetti da tumore queste? Ecco, l'accessibilità dipende anche dalla politica che ogni paese segue. Alcune di queste terapie fotoattivate che sfruttano nano-oggetti, ovvero oggetti piccolissimi, sono già in uso nei paesi nordici che sono sempre più avanti di noi sul riciclo e su tante altre cose e quindi vengono utilizzati spesso per tumori all'esofago dove funzionano molto bene e i glioblastomi.
come viene indirizzata la luce sul cervello, attraverso delle fibre ottiche, dei fori opportuni che permettono di attivare questi farmaci dormienti solo nelle zone dove è confinato il tumore. Poi il resto dipende dalla politica che un po' ogni paese segue. Antonella Attanasio, presidente della FIDAPA di Agrigento, oggi qui a testimoniare l'impegno dell'associazione nella lotta ai tumori. Sicuramente noi abbiamo raccolto subito l'invito della nostra anche socia Fina Alongi di poter approfittare di questa occasione di avere il professore qui che era ad Agrigento per questo incontro con gli alunni. Non ce lo siamo fatto dire due volte, la FIDAPA è sempre vicino a questi temi, è molto sensibile, anche perché nel nostro tema nazionale quest'anno abbiamo proprio un ambito che è la medicina di genere, salute e benessere, e quindi un incontro con queste tematiche così importanti in ambito della prevenzione ci sta benissimo. Dottoressa Angela Matina dell'ASP di Agrigento si occupa degli screening oncologici. A che punto siamo? Come risponde la popolazione a questi continui solleciti che vengono da voi? Ecco, l'ASP di Agrigento ha raccolto con grande entusiasmo l'invito dell'AIRC per parlare degli screening oncologici, perché è un argomento importantissimo e serio e che serve veramente a fare prevenzione e diagnosi precoce. Devo dire che la risposta della popolazione è difficile, dovremmo raggiungere delle percentuali dove ancora non siamo arrivati, per cui invito tutta la popolazione ad accettare l'invito dell'ASP a inviare la mail al nostro sito ASP screening@aspag.it per richiedere tutte le informazioni del caso e aderire con entusiasmo all'invito che fa l'ASP, in quanto ricordo che gli screening sono gratuiti e non richiedono la ricetta del medico di medicina generale.